tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella ridente Ronca. E oggi vi voglio portare a fare un sentiero che si chiama la Dorsale della Storia. Attraverseremo la Valnera e un po' di zone qui intorno, molto interessanti da vedere, molto suggestive, collinari, ed è un percorso che forse non tutti conoscono, ma che secondo me merita di essere visto e di essere provato, se non altro. Ho lasciato la macchina al parcheggio della chiesa, sono andato nella parte dietro e da lì parte il sentiero, dove nella piazza qui c'è anche un parcheggio volendo, lì c'è la cartellonistica, e partiamo seguendo praticamente il corso di questo fiume che ci porterà su quelle colline. Quindi vamos, let's go! Qui ci sono i pannelli illustrativi dove potete leggere tutta quanta la parte storica e geologica del ritrovamento di fossili, delle varie stratificazioni. Questo è un punto che si chiama Casa Tessari e noi stiamo seguendo questa freccia con scritto AB. Ricordo che siamo nel parco naturale regionale della Lessinia, quindi siamo in provincia di Verona, nel confine con la provincia di Vicenza. In questa zona possiamo ammirare i basalti colonnari, che sono un esempio di manifestazione effusiva, chiamiamola così. È un fenomeno generato dalla risalita del magma. Pensate quindi che forte pressione che c'era qui sotto, dove oggi noi stiamo camminando per andare a vedere appunto queste stratificazioni, questo basalto colonnare, così si chiama. Lì c'è l'indicazione e potete scendere di qua. Il percorso invece sale e ci porterà a scoprire altre bellezze e ricchezze di questo territorio.
questo punto si può scegliere se andare a Brantone e in Calvarina, alla Valle dei Corvi, oppure ridiscendere e vedere magari di tornare da dove siamo partiti. Io quindi questa volta me la rischio per salire a Brantone e al Monte Calvarina, poi vediamo cosa succede. Intanto salgo stando ben attento a questo sentiero scivoloso. Al momento quello che non manca lungo il percorso sono le segnaletiche. Abbiamo percorso la prima parte seguendo sempre AB, sempre su Freccia Gialla. Prima dove vi ho fatto vedere abbiamo lasciato il percorso A per ridiscendere e stiamo seguendo il percorso B. Qui è importante perché alla contrada la strada quasi sembrerebbe che ti portasse giù e invece bisogna salire. Attenzione perché non c'è una gran segnaletica e c'è solo quella sul muro che vi ho mostrato poco fa, ma si continua a salire, evitare di prendere quella che scende giù. Terra del vino. Stiamo camminando da un bel po', attraversando vigneti, ma si sa, queste zone sono particolarmente rinomate. Arrivato alla ridente Brantone, davanti alla chiesa, io ho visto il cartello che indica Monte Chiedi Crosara, via Nieri, prendiamo questa per riscendere giù a Ronca. Devo segnalare che dopo quell'ultimo cartello giallo con indicato B non si è più trovato nulla, quindi ho proseguito fino al paese. Comunque facendo quella strada bellissima, immerso nei vigneti, questa terra scura, vulcanica, davvero percorso suggestivo fino ad adesso che merita tantissimo, insomma. Sono contento di essere in questa zona che non frequento molto, ma che però riserva sempre tante sorprese.
alla fine di via Nieri ci troviamo l'indicazione per Ronca e noi prenderemo questa. Guardate, tutto asfalto, però c'è veramente un paesaggio molto molto bello, sia dalla parte di Brentone sia dalla parte della Lessinia, quindi secondo me vale proprio la pena allungare, arrivare su in paese e poi scendere di qua, perché davvero ci sono anche poche macchine, si cammina serenamente, è tutto molto tranquillo e merita proprio, insomma. Sì, me la sto proprio godendo, devo dire la verità. Vedete lassù c'è Brentone dove eravamo prima, siamo scesi da questa strada asfaltata, strada frequentata anche dai ciclisti. Ecco, e senza saperlo quel signore lì in bici che ho salutato è un mio iscritto, mi ha riconosciuto, quindi ti saluto anche da qui fra qualche giorno quando vedrai questo video. Scendendo dalla strada asfaltata a un certo punto trovate questo cartello via Campanari. Se seguite la strada asfaltata arrivate comodamente a Ronca. Io invece qui faccio un tentativo diverso, tanto Ronca è qui sotto e non ci si perde. Vado giù sulla destra e vediamo. Arrivati a questo punto ci troviamo in uno svincolo importante, nel senso che ci sono 4 strade che arrivano qui, ma vediamo benissimo la chiesa di Ronca proprio laggiù e quindi per forza di cose scendiamo a sinistra, a meno che non si voglia allungare il giro e si va di qua, insomma. Però alla fine noi scendiamo di qua senza nessun problema, ma si vede proprio bene in certi punti tutto il percorso che abbiamo fatto ed è davvero notevole ed interessante. E questo sicuramente è un percorso notevole dal punto di vista storico, perché come abbiamo potuto vedere, specialmente all'inizio, abbiamo visto questa conformazione molto molto particolare del territorio. E qui vi ricordo che sono stati anche trovati dei fossili, comunque nella cartellonistica c'è spiegato veramente tutto. È inoltre un percorso appagante dal punto di vista naturalistico, perché si attraversano contrade, si attraversano vigneti tipici della zona, si attraversano ulivi, c'è uno sguardo completo verso la Lessinia, bello aperto in certi punti e appunto colori meravigliosi, e quindi si cammina in una natura che merita, e molto spesso, essendo così vicino anche alla città di Vicenza e alla città di Verona, spesso viene sottovalutato, quindi appagante anche da un punto di vista paesaggistico. Ed è un percorso soddisfacente anche dal punto di vista fisico, di allenamento, atletico, perché comunque sono alla fine più o meno 12 km e qualcosa, e sono probabilmente 300-400 metri di dislivello, però tutti quanti collocati nella prima parte del percorso, nei primi 4 km, quindi diciamo che c'è anche un discreto livello di pendenza, dai, diciamo così. La prima parte è molto 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 interessante in mezzo al bosco e il chilometraggio è onesto, quindi secondo me è un percorso che potete fare per un allenamento. E non si può che concludere qui al Museo Paleontologico di Ronca, che
se volete venire a visitarlo è aperto il sabato e la domenica. Guardate qui gli orari, c'è un numero di telefono per prenotare. È proprio dalla piazza davanti alla chiesa di Roncada, dove siamo partiti poche ore fa. Io vi dico che è un percorso che mi ha piacevolmente sorpreso e stupito. Sono stato molto contento di averlo fatto, di avervelo portato nel canale. Spero che anche a voi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale, le solite cose belle, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!